siamo partiti, veramente, sì, siamo partiti e via Tramonti, giornata stupenda anche oggi, perfetto, cazzo, perfetto, dormito da Dio, cioè nel senso che ho dormito bene, comodità, col Surface ho attaccato la GoPro, ho scaricato i video, adesso è anche sotto carica qua mentre funziona col 12 volt del camper. Eccezionale, cavolo. Oh, non vedo l'ora di avere la scrivania, veramente, è proprio una delle cose che ci tengo di più, la scrivania. Adesso appena torno subito 2 falegnami da far fare il preventivo e poi basta, decido, do il via subito. Ho anche la radio, chiama Italia, punto. E io ho la radio, ma mi manca il lettore CD. L'autoradio era un capriccio che volevo farmi in questi giorni, ringraziando i coglioni là che mi hanno dato la multa perché ero gli 85 all'ora su un'autostrada di 400 km. Aspetta a fare i fari, ci sono, a proposito di coglioni, e niente, 180 bombe di coso, di multa, e quindi salta l'autoradio. Ne trovi di belle 80-90 euro. Lettore CD, MP3 con l'ingresso RCA che ci attaccavo anche il tablet, mi ascoltavo gli MP3 del tablet, veniva una figata. Vabbè, potevano venirmi sia le tende che l'autoradio, niente, dati via così perché ero agli 85 all'ora su una strada lunga 400 km. Cavolo, ti sei perso le arrampicate di potenza che ha fatto il camper. Che non riuscivo perché sto adattatore della GoPro qua con il cruscotto è durissimo, sai, ci vogliono 2 mani per toglierlo, mannaggia anche a lui. Cosa sorpassi? Ciao Bau, che il Bau dietro. Oh che bello, si vedono già le montagne, a te non ti interessa, guarda il verde, il giallo, il celeste, il grigio, il purple qua, il coso, cos'è sta roba, il violetta qua, di sta roba qua. Un cane, non so. Aspetta che non vado a ammazzarmi fuori strada. E qua facciamo le cose racing e dopo guarda qua, ciao per in corsa, vai camper, potenza. Ma in quinta no, devo prendere più rincorsa. Mi fa, diagolo là, dai, guarda, non facciamolo soffrire. Ecco, guarda, era massa anche la quarta. Dai cazzo, non stavi mica a mettere in terza, sì. E vedi, andare in montagna col camper, cioè devi gestirti le rincorse, no? Cioè io qua ormai ce la faccio perché sono proprio al limite dell'accensione della turbina. Devo stare più alti giri la faceva come ridere, così ha sofferto un pochino. Vero camper che hai sofferto un pochino. Vabbè, perché il padrone è un po' così. Cosa fanno sti qua? Giustamente, ma andiamo col passeggino per strada così, sì dai, all'avventura. Giochiamo così con la giovane vita del bambino, dai. Passo Rest, conosco un bellissimo posto nascosto dove c'è una cascata da film, però ho paura ragazzo che col camper non ci si può andare perché dopo c'è una galleria che è troppo bassa e mi sembrava anche strada abbastanza stretta e ripida. E vabbè, casomai se ci sono gli altri c'è da fare un giretto di ricognizione. Che vedi, col camper non puoi permetterti sempre tutto purtroppo, cioè poi dipende dal camper che hai, insomma. Non guardi neanche la montagna, io ti porto in montagna, è che non tutti i cani hanno la fortuna di andare in montagna, sai? Te non ti curi neanche, c'è caramba, dai piano, mettevi le cinture, dai, vai di terza qua, dai che ripida. Poi quando sei in camper devi tenere anche la distanza da quelli davanti, nel senso che se ti rallentano tu perdi i giri e devi scalare una marcia in più. Ma guarda qua, no, che potenza, il mostro in terza, grande, di lusso. No, vedi, a parte che qua vabbè non è proprio montagna, hai capito, però intanto sperimentiamo un po' le salite, no? Col camper. Poi secondo me è da fare anche passo roller. Io mi ricordo c'ero andato con la mia 500 replica Abarth del 69 con la neve, tranquillo, senza problemi sono andato su. Il motore però non era Abarth, era quello di un 126.
all'epoca, fammi pensare, era un 650, il 126 6,50, poi non so cosa aveva, l'ho tolto, gli ho messo un 600. La 500 era facile a mettere le mani, era come un Lego, no? Cioè non ci voleva chissà che laurea, dopo avevo sempre gli amici e lo zio che mi aiutavano, però insomma non è impegnativo come motore, puoi fare, smontare, brigare. Comunque tu non hai idea di quanto felice sono io ad essere in montagna col camper. Cioè per me la montagna era rimasto un po' il tabù, no? Cioè della serie ce la fa, non ce la fa. No, vedi, se non sono cose proprio particolarissime ce la fai tranquillo. Non è un problema la velocità, il mio problema, la mia paura è che proprio non ce la fa. Guarda, adesso metto la quarta, ero in quinta, però se avevo più rincorsa ce la facevo anche in quinta. Vabbè, adesso è tornato pianeggiante la situazione. Bello, bello, bello. Dopo la colla, mettiamo la colla con sulla cosa, la custodia subacquea della GoPro, così rifacciamo un po' di immersioni senza lavarla, perché ho scoperto alla fine quel buchetto là ci andava un pulsante che si è staccato, hai capito? Allora noi al posto del buchetto del pulsante ci mettiamo la colla e basta, abbiamo risolto tutti i problemi, no? Probabilmente il pulsante l'avevano messo per non far compressione, cioè il buchetto l'avevano messo per non far compressione d'aria, no? Per far scendere. Va un falco! Cazzo, non lo vedi? No, perché è alto, bellissimo. Che figata. Bella sta roba, montagna col falco che vola così, che plana, molto bello. Chissà se i zingari là davanti l'hanno visto. Vedi, adesso è meglio che inizio anche a tenermi un po' più di distanza, perché vedi qua se arriva un'altra macchina in camper, vedi, è un po' un problema, cioè rischi di lasciargli giù la mansarda, no? Per carità, io sono uno anche di quelli che si ferma, nel senso, nel dubbio, cioè vai via ai 5 all'ora o proprio ti fermi. Qua era bello da attraversare, cazzo, non me l'ho neanche detto. C'era il sentiero degli alpini qua, mi pare, no? Cioè, sì, c'era una stradina e tu passeggi sopra la diga. Vabbè, insomma, dai. Adesso qua c'è il bar con la sosta panoramica, c'è il parcheggio panoramico, guarda qua. Questo poco prima di arrivare a Tramonti, eccolo qua. Guarda, è anche pizzeria, vedi, se vuoi mangiarti la pizza e via. E dopo praticamente da qua abbiamo il laghetto col torrente dove ci siamo fermati l'altra volta che abbiamo fatto il video con i cani, e poi proseguendo, andando avanti, l'area picnic dei Tramonti, che è dove andiamo noi. Adesso non so se si fermano nel discorso là del laghetto, boh, io andrei diretto a Tramonti. Ma che bello, in parte è il lago, boh, quella parte stretta di strada, diciamo, con la roccia sporgente non abbiamo trovato nessuno. Ecco, adesso continua e troviamo qualcuno. E la mia paura è di lasciargli la fiancata su per la roccia. Qua vedi che c'è la roccia un po' a volte è sporgente, a volte è rientrante, e quando è sporgente io non sono tanto felice, che il mio camperino qua ci tengo tanto, guarda dove mi porta, guarda che bello, guarda col lago. Dai. Oh, siamo in quarta, guarda che non è ripida la salita. Adesso qua, se non mi ricordo male, se loro non si fermano e vanno avanti a Tramonti, sarà una bella salita. Era questa? No, non era questa. Beh, io vado in terza comunque qua. Terza, e stammi su bambolino. Sono ancora in terza. Potenza, ma in terza. Potenza moderata. Curva. Guarda che robe. No, adesso dopo la salita c'è una pendenza del 12, mi pare, del 10, adesso vediamo. Vabbè, comunque se prendi la rincorsa non è un problema, te la fai. Bello, cazzo. Vedi qua giù che c'è il lago, qua giù è dove ci eravamo fermati l'altra volta. Vedi lì a sinistra che adesso c'è anche qualcuno. Lì è un buon posto per fare il picnic vista lago. Adesso vediamo, eccola là la salita, vediamo loro cosa fanno. Vedi, c'era da prendere più rincorsa, gli sono stato troppo distante, troppo attaccato. Vabbè dai, quarta, facciamo di prendere giri, ecco la fanno, dai, vai giri, dai bello, vai. Eccolo là, partita, vai turbina, 10%, va bene, è esagerata. Più che altro sta curva mi tocca farla in terza, sì, terza, e cazzo vado a spiantarmi fuori. No. Vai, no,
No, in seconda bimbo, dai Tato, e invece no, seconda. Vabbè. Siamo in seconda. Allora hanno la marcia un po' più lunga in seconda probabilmente. È che la terza qua secondo me non la tiene. Un bambolino. Proviamo. No, senti. No, stiamo in seconda, dai. Seconda, tranquilli. Vedi, sono cose che se l'avessi fatta la prima volta da solo, magari col bagnato per terra, era un po' da panico, no? Hai capito? D'altronde col camper è così, vedi, la terza non tiene, quindi non so quanto siamo, 30 all'ora, va a sapere, capisci? Però così bisogna fare, cioè bisogna, mi tocca, non è che hai scelta, i camper vecchi, come il mio, qua forse, dai, vai in terza, dai Tato, prendi i giri in terza, dai, non vuoi? Dai Tato, qua sì, dai. Prendi i giri in terza, non farti sorpassare dalle Audi qua, dai Volkswagen che fai brutta figura, dai, eccola, sentilo, di che io faccio brutta figura, sentilo, veramente. È il camper che parla, nella forma e nel colore. Vedi, se le salite fossero tutte segnate come pendenza non c'è neanche problema. Io adesso da oggi so che la pendenza al 10%, primo ce la faccio, secondo devo farla in seconda perché la terza non tiene, e però va anche detto che potrei aver paura a farla tipo se piove, se è bagnato per terra, hai capito? Perché dopo la sgommatata che mi ha tirato lì in Abruzzo, in quella salita là, che era bagnato per terra, e io adesso un po', cioè le gomme sono buone, però un po' di... mi è rimasta quella roba là dello sgommattamento. Per la rubrica di oggi, sgommattamento o sgommatata significa, cioè tipo il burnout, le ruote che slittano in accelerazione, quindi tipo invece di fare Need for Speed Drift puoi fare Need for Speed sgommatata, hai capito? Cioè il drift è più quando lo butti in derapata, vabbè, però insomma bisogna anche venirci incontro con i titoli dei film. Che cazzo fanno? Ah, ok, sì, perché qua eravamo arrivati l'altra volta e noi invece dobbiamo andare giù e entriamo dall'altra parte, giustamente, sì, così mettiamo i camper sotto. Qua a destra, 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 vecchi, bravi, destra, 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 destra e dopo sinistra, credo. Allora è qua a sinistra, quindi sì, andiamo un po' ad occhio, quindi andremo alla fine e dopo giriamo sinistra e sinistra. Qua a sinistra, secondo me è a sinistra, secondo me eravamo andati a sinistra. Ingresso picnic, sì, eccolo là, c'è anche il cartello, esatto. E qua vedi dove sta venendo fuori quella macchina là, c'è l'ingresso per l'area picnic. Quando siamo andati l'ultima volta era gratuito, adesso vediamo perché Pasqua è passata e probabilmente adesso devi pagare. Se devi pagare comunque mi pare era 5 euro l'ingresso. Dici vabbè, 5 euro a vettura, non a persona. Non veniteci addosso, guarda che so grosso, no, non sta attento, ti te guarda il SUV, ma digli noi abbiamo l'abitazione dietro. Eccolo qua a sinistra, freccia, freccia, tutta freccia, 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 freccia. No, gira qua, gira la ruota, eccolo là, perfetto. Come ristorante pizzeria, 800 metri, anche io non la sapevo. Ah, forse nel campeggio c'è la pizzeria, non sono mai andato a vedere il campeggio. Comunque guarda qua, vabbè, qua ci sali in seconda quando devi andare via, vai, non c'è nessuno, è gratis, via, perfetto, perfetto, alla grande. Sennò qua c'era il sgabbiotto, vedi, con l'omino che ti diceva give me cash e tu gli dicevi perché, e lui ti diceva perché di sì, e tu gli dicevi avanti così per 3 ore, ma alla fine dovevi darglieli. Adesso andiamo un po' più avanti. Ah, che bello, è bello qua star col camper. Guarda spazio che hai sia a sinistra che a destra, ti
butti lì col camperino, noi adesso andiamo un po' più in dentro, anzi andiamo magari dove siamo andati l'altra volta, che siamo vicini all'entrata per andare in paese, no? Se vogliamo così dire, facciamo un giro su in paese e andiamo. C'è anche la toiletta, vedi, così non sfrutti neanche quella del camper, se no vai in natura che è più bello. Dopo ognuno va dove vuole, insomma, dai. Vero Amy, io e te andiamo in natura, te non gli pinciamo gli alberi. Divieto di accendere fuochi a terra, e questo qua prende le legne per fare il fuoco a terra. Buono, molto buono sta roba. Beh, secondo me un fuocherello nei sassi ce lo possiamo anche fare. Dai, parcheggiate qua, è ottimo qua. Perfetto, dai, andate dentro, guarda là, che bello che era là, no? Aspetta che sono un po' sofistici. Ah, ecco, difatti entrano qua, perfetto. Freccia, larga, gira. Aspetta che c'è un coso, tazzi, che l'ho schivato. Allora, loro si mettono là e io però mi metto qua, perché decido con che vista mi metto qua, così la vista per domani.